Euroregione News. Scuola Codroipo per agenti. L'addestramento alle tecniche di difesa inizia sin dalle scuole di polizia, a cui gli agenti accedono all'inizio della loro carriera, ma importantissime le sessioni di aggiornamento come quella svolta domenica 22 gennaio 2017 nella sede dell'ASD Rusin Jiu-Jitsu a Codroipo. Si è trattato di uno stage di difesa personale riservato agli appartenenti alle forze di polizia, carabinieri, agenti di polizia locale, guardia di finanza e polizia di Stato, con quasi un centinaio di partecipanti provenienti dal Triveneto. L'evento era organizzato dalla segreteria regionale del Friuli Venezia Giulia e dalla segreteria provinciale di Udine del sindacato di polizia COISP, in collaborazione con la SD Rusin Jiu-Jitsu di Codroipo. Lo stage era condotto da Raffaele Starace, istruttore di difesa personale della Polizia di Stato, insegnante tecnico di terzo livello MGA, metodo globale di autodifesa, e maestro di Jiu-Jitsu, coadiuvato da Maurizio Francescutto, anch'egli istruttore di difesa personale della Polizia di Stato, insegnante tecnico di secondo livello MGA e allenatore di Jiu-Jitsu, accompagnati dal segretario generale regionale del Friuli Venezia Giulia del COISP, Dragotto Domenico, dove oltre alle tecniche di difesa hanno acquisito la sicurezza e il controllo utili per non andare oltre il necessario in caso di fermo. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.